Un papà di un atleta che è candidato a una medaglia olimpica ha detto lui si deve impegnare per arrivare a vincere una medaglia olimpica. Il nostro impegno è quello di partire da casa e andare a Parigi. All'inizio eravamo in 2 e oggi siamo in 14, ma penso che arriveremo intorno ai 20-25. Padova-Parigi in bicicletta per accompagnare idealmente gli atleti padovani alle Olimpiadi del 2024 e per raccogliere fondi per la città della speranza. Pa è la nuova avventura nata da un gruppo di genitori, in testa Benedetto Fasolo, che vogliono tradurre in solidarietà il tifo per gli atleti veneti che si sperano essere molto numerosi alle prossime Olimpiadi. È un'impresa, è un impegno, ma secondo me si affianca anche all'impresa che fanno tutti i giorni bambini e genitori per affrontare la malattia, quindi questa grande battaglia. È un impegno grande che vale la vittoria della vita, e direi che anche questo viaggio che viene fatto da questi ciclisti vale un po' questa vittoria. Nasce tutto da un gruppo di amici che vogliono spingere i propri figli alle Olimpiadi di Parigi e c'è questo desiderio di accompagnarli non solo con il tifo ma anche proprio con la sofferenza di fare tanti chilometri quali sono quelli che dividono Padova a Parigi. Si partirà a luglio del 2024, 1320 chilometri tra Italia, Austria, Svizzera e Francia in 12 tappe con una media di 110 chilometri al giorno, toccando passi di montagna, capitali e paesaggi suggestivi dell'Europa per arrivare a Parigi. Molte le glorie dello sport veneto che sostengono questo progetto che serve per aiutare la ricerca della città della speranza. È molto simpatico unire nell'anno olimpico Padova a Parigi e insomma 1121 km, non è uno scherzo, va premiato come ha detto l'assessore Diego Bonavina, parlandone il più possibile per avere tanti soldini e poter comprare questo strumento preziosissimo.